È forte la tentazione di voler passare avanti, di parlare della partita, che è molto interessante, ci sono tanti spunti tattici e lo faremo, però domani, perché oggi vi ho postato la reaction e in reaction ovviamente non mi ero reso conto, come non si era reso conto Politano, di quello che sta succedendo, quindi cominciamo. I rumori. Cioè, loro indossano questa e si riempiono la bocca tutti quanti di frasi vuote e si muovono quando capita a loro stessi, ai loro compagni di squadra, e tutti quanti vestono la sciarpa dei giustizieri della notte. Ma quando succede a uno dei tuoi, perché? Lux Designer, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Cercherò di mantenerlo più breve possibile perché questi video sono doverosissimi. Lasciate un like se vi pare, altrimenti non me ne frega niente. Non si può ignorare, e ogni volta diciamo questa è l'ultima goccia e c'è sempre un'altra goccia e aggiungiamo sempre, e quando si cercava all'epoca si è sempre detto no, sono due stupidi, aumentano sempre di più gli stupidi sugli spalti. E io vi ho sempre detto, non sono pochi, sono tanti, e in giro nel mondo l'Italia si sta facendo una brutta nomea. Ricordatevi quando arriva Osimhen, quando firma il contratto si informa con Koulibaly se Napoli è una di quelle città, e abbiamo avuto altre testimonianze. Quando poi succede sul campo di gioco e lo fa il protagonista è un calciatore, andiamo oltre i buzzurri che poi sono sugli spalti e molto spesso si fanno perché sono ignoranti e non sanno nemmeno cosa stanno dicendo, per moda, per bile, dicono quello che dicono, e i tifosi del Napoli non sono da meno, non hanno mai, i tifosi del Napoli, bisogna dire la verità, attaccato giocatori per il colore della pelle. Non è proprio roba nostra. Però quando si tratta di insultare i nostri, e Juan Jesus ne è un esempio, non ci facciamo problematiche, mai però andare nell'argomento specifico del colore. Perché? Perché noi sappiamo cosa significa. Se in America, dove io abito, la maggior parte delle volte è il bianco contro il nero, in Italia sappiamo che spesso è il nord contro il sud. Quindi chi meglio di noi sa cosa significa, e sappiamo noi cosa ci offende e cosa non ci offende. Non lo può decidere chi lo fa, lo decide chi lo subisce, lo ripeto più volte. E io, se mi sposto con una cosa, io di questo vi vorrei parlare, perché proprio da me, parlare dell'uomo, perché adesso molti stanno scrivendo l'uomo Juan Jesus. Sì, l'uomo Juan Jesus non è in discussione, e adesso state facendo marcia indietro, continuando a dire è scarso però l'uomo Juan Jesus. Signori, l'uomo Juan Jesus è un conto, ma il calciatore Juan Jesus sta mantenendo in piedi la difesa da solo, con prestazioni ottime, con qualche errore come fanno tutti, ma ci ha salvato più volte all'interno della partita con azioni di gioco. E poi è troppo bello che arriva proprio da lui il gol che ci ridà dignità, che ci mantiene questo addosso e non ci squagliamo di fronte ai prossimi campioni d'Italia. Quindi io vorrei parlare di questo. Ma visto che sono usciti nuovi labiali e si è visto tutto, non si può dire, è la classica azione, chiedo scusa ma. Già se aggiungi ma dopo il chiedo scusa, non stai chiedendo scusa, stai trovando De Laurentiis, no, chiedo scusa, ma non è colpa mia perché Spalletti mi ha abbandonato, dovevo fare così, però Garcia teneva il curriculum, Mazzarri è un amico di famiglia, ma sono scuse vuote. Quindi se Acerbi chiede scusa a Juan Jesus e lo fa in campo perché vuole togliere da mezzo e si rende conto di quello che ha fatto, non puoi indicare Thuram e dire guarda c'ho pure io, perché è proprio la classica situazione degli omofobi che dicono ma guarda, ma quello mio cugino è così, oppure tengo un coinquilino che pure lui c'ha la pelle diversa, quindi non posso mai essere. Lo sei, perché se in quel momento tu mi vuoi insultare, mi puoi dire qualsiasi cosa, stronzo, figlio di puttana, mamma te fa, hai la bandierina, tutto quello che vuoi tu. Se ti esce quella roba là, se invece ti esce quell'altra roba, vuol dire che dentro di te lo sei, perché avevi un
range impossibile da scegliere per innervosire, perché si fa in campo, li innervosisci, tocchi i punti chiave, no? Ricordate Materazzi con Zidane? Ci sono storie incredibili nel campo, ma se ti esce quella roba là, lo sei, punto e basta, e devi accettare che lo sei e devi pagarne le conseguenze. Fanni che proprio ieri io in giro con la mia ragazza, non so perché è uscito, stavo ascoltando delle storie tese, e ascoltando delle storie tese mi sono venute in mente alcune cose. C'è una canzone che i più giovani magari non conoscono, si chiama I Vatussi. All'epoca, e infatti ho letto anche su Twitter, Chiariello stesso dice: io lo chiamavo così questo amico nostro e non è un problema e non deve essere un problema continuare a chiamarlo così perché non è offensivo. I tempi cambiano, signori, fate uscire una canzone come I Vatussi oggi, sei cancellato immediatamente perché non è più possibile, non è più accettato. Io non la dico perché poi viene flaggato e divento io su YouTube, divento io il problema, ma non si può dire chiedo scusa, ma non si può assolutamente dire. Acerbi ha lasciato il ritiro della nazionale dopo aver dato la propria versione a Spalletti e compagni su quanto accaduto con Juan Jesus. Signori, volete sapere come va a finire? Che lui non va in nazionale, si riposa, non rischia infortuni e alla grande. E a me frega pochissimo che l'Inter non debba avere più Acerbi a disposizione. Bisogna dare l'esempio e bisogna dare punizioni esemplari. Si parla delle 10 giornate, di 3 giornate, di 5 giornate, la prova TV, il VAR, tutto quello che volete. Non mi interessa quale sia il protocollo, bisogna stabilire che queste cose non possono più accadere. E Juan Jesus è stato oltre il signore dei signori a dire che in quel momento capisce che è un bravo ragazzo, ma non si può minimizzare più, basta. Il presunto, perché poi io cronache di spogliatoio li intervisto, ma non accetto nemmeno che si dica presunto episodio. Non si può dire, ci sono le prove. Se lui chiede scusa vuol dire che l'ha detto e che Juan Jesus non se lo può inventare. Quindi non è il presunto, è un episodio. Il comunicato della FIGC è: il giocatore è arrivato questa mattina, ha spiegato al CT Luciano Spalletti e compagni, come previsto dalla policy interna, la propria versione della presunta. Quando poi succede a Thuram, quando poi succede a Lukaku, quando succede ad altra gente, a Keane, si muove tutto e si tutela il brand. Quando succede a Koulibaly viene espulso, ricordiamolo, sempre lì, dal resoconto del difensore nerazzurro, in attesa che venga ricostruito quanto avvenuto nel rispetto dell'autonomia della giustizia sportiva, perché deve fare il suo corso la giustizia sportiva. È emerso che non vi è stato da parte sua alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista, e quindi non c'è problema. E allora di cosa hai chiesto scusa? Fammi capire. Se non c'è stato nessun episodio. È falso, state dicendo il falso. Acerbi dice il falso perché sa che non può dirlo apertamente. Sì, l'ho detto. L'unica cosa che ti rivaluta, uno fa un errore perché l'errore è umano, no? Hai sbagliato, chiedi scusa, non lo fai più. Invece di dire ho sbagliato, chiedo scusa ma non intendevo, però se l'ho detto, no, ho sbagliato, pago le conseguenze, non lo faccio più. Si è comunque convenuto di escludere Acerbi dalla lista dei convocati per garantire la necessaria serenità alla squadra, alla nazionale. Ridicolezze. L'Inter, la posizione dell'Inter, prende atto del comunicato della FIGC e del fatto che FIGC e Acerbi abbiano convenuto la non partecipazione del calciatore a 2 amichevoli negli Stati Uniti. Quindi tutto bene, se ne torna, si riposa e lo teniamo anche bello fresco senza rischiare infortuni. Internazionale di Milano si riserva quanto prima un confronto con il proprio tesserato al fine di far luce sulle esatte dinamiche di quanto accaduto ieri sera, e aspettiamo, perché l'Inter è un'altra di quelle squadre molto attenta all'argomento. L'internazionale l'hanno sempre venduto come brand, no? come slogan, che loro sono proprio in prima linea contro queste cose qua, e voglio proprio vedere, perché se non interviene la FIGC, se non interviene la Lega Serie A, se non interviene la federazione, deve intervenire la stessa squadra a dare l'esempio. E Acerbi deve chiedere scusa a Thuram, deve chiedere scusa a Bissek, deve chiedere scusa a tutti quelli là che stanno nella sua squadra, perché non è più pensabile che tu dici vabbè, ma io sono il compagno di squadra, quindi cosa? Comunque quella parola non ti deve uscire da bocca, è questione di cultura a monte, a priori. Non è che ti esce e dici l'ho detto, a me non esce, a me quella parola non esce, e quindi va Mancini in nazionale. Poi su Twitter si legge questa roba qua.
Ma qualcuno ha sentito la versione di Acerbi o solo quella del napoletano? Si qualifica da solo, è già razzista così. Perché Acerbi dici Acerbi e Juan Jesus non dici Juan Jesus ma dici il napoletano? Vogliamo parlare della gara analizzando gli episodi o la buttiamo sul razzismo per convenienza? Amico mio, domani parliamo degli episodi, oggi no. Oggi parliamo di un atleta razzista che deve essere punito in maniera esemplare. Multe salate, con squalifiche pesanti. Mandatelo anche in giro, come mandate Tonali e Fagioli, a dare l'esempio, senza pagarlo però a spese sue, ad andare ad insegnare che non si fa e che si pagano le conseguenze quando si sbaglia. Quindi fate attenzione e rispettate tutti quanti, che siano del sud, che siano napoletani, che siano di Cagliari, di Palermo, di Bursto Astizio, non l'ho mai saputo dire, Bursto Astizio, di Trieste o di Trento. Chiaro? E in chiusura mi segnalo l'ottimo Fabio Versatile, tutti gli amici abbonati che io ringrazio per stare sempre sul pezzo. Il precedente, c'è un precedente, quindi bisogna rispettare, non è che squalifichi solo quello del Chievo, squalifichi anche quello dell'Inter. Oltretutto vi potreste pulire la faccia e non rischiano neanche nulla, perché metti De Vrij e non succede niente, hanno un sacco di punti di vantaggio, lo scudetto non è neanche in discussione, non li stai nemmeno punendo più di tanto, ma devi punire il calciatore per dare l'esempio. 22 dicembre 2020 si giocò Pisa-Chievo, terminata 2-2. Subito dopo il match il Chievo attraverso un comunicato denunciò un episodio non refertato dall'arbitro. L'arbitro che dice sì, calmati, Juan Jesus, tu lo devi espellere immediatamente. Se quello... Vabbè. Michele Marconi si sarebbe rivolto a Joel Obi con l'espressione la rivolta degli schiavi, in merito alla quale la società esprime la massima solidarietà verso il suo giocatore, oggetto di una infamante e squallida frase che nulla ha a che fare con i più elementari e basilari valori di sport, etica e rispetto. Successivamente la Corte d'Appello della FIGC fermò l'attaccante nerazzurro Marconi con 10 giornate di squalifica per la frase al giocatore di colore del Chievo Obi. Decisive furono le prove come le dichiarazioni dei calciatori Rigioni e De Vitis. E qua si deve chiedere al resto dei giocatori, perché Di Marco parla con Juan Jesus con la mano davanti alla bocca, Politano voleva battere il calcio d'angolo perché nessuno ha capito. Se Juan Jesus resta da solo e non ci sono testimonianze, la cosa passa in cavalleria, vi rendete conto, no? Quindi io queste cose non le voglio vedere più. Che minimizzi e dici ma come io c'ho pure l'amico mio che era così, non è più accettabile. Io questa qua mettermela addosso è ridicolo. Il Napoli fa il video contro va benissimo, ma bisogna intervenire seriamente, perché Juan Jesus è un signore e Juan Jesus si è appagato con il gol, con una grandissima prestazione, ma a me non basta. Quindi togliamoci le magliette, togliamoci le sciarpe, perché adesso si indignano chi? Si indignano quelli della Juventus che va per andare contro l'Inter, si indignano quelli del Milan, si indignano quelli del Napoli e a turno ci indigniamo quando ci fa comodo. E no, così è troppo semplice, dobbiamo indignarci sempre. Iscrivetevi al canale perché domani ho degli screenshot da farvi vedere che sono bellissimi. La reaction parla già chiaro per quanto riguarda la partita. Il pareggio va oltre secondo me quello che il Napoli si è meritato, senza dubbio, e ne parliamo. Se ne parliamo, perché dobbiamo capire calzona quali sono i margini di miglioramento. Ma oggi si deve parlare solo di questo, mi dispiace. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Si vergogni il signor Acerbi, si vergogni.